Buonasera a tutti, ci scusiamo per l'attesa, abbiamo terminato tardi di sistemare alcune cose, però vi prometto che l'attesa verrà premiata, No, ve lo posso assicurare. Allora, questa sera il gruppo teatrale L'Allegra Compagnia vi presenterà una commedia dal titolo molto attuale, un titolo che sicuramente rievoca un po' questi giorni. Si parla infatti di crisi. L'argomento, signora, vero? La crisi ormai lo conosciamo tutti. Infatti è proprio questo quello che caratterizza la nostra compagnia, il fatto di scegliere dei testi proprio che rievocano la realtà attuale. Il testo è stato scritto da Gioacchino Faranna. Tutti gli attori che questa sera saranno qui su questo palco, vi ricordo, non sono attori professionisti, sono persone che recitano con il cuore, per passione, quindi come me. Quindi vi dico anzitutto facciamo un applauso, che dietro sono ancora un pochettino agitati, quindi facciamo sentire che il pubblico c'è. La rappresentazione di questa sera vedrà una famiglia sicula, tipica, appunto alle prese con questa crisi. Quindi non mi resta di augurarvi soltanto buona serata, buon ascolto, buon divertimento e ci vediamo dopo. Un applauso ai ragazzi. Buongiorno mamma, buongiorno papà, ma non sarebbe in mano, aiutami tu, non si può campare più, troppo crisici. Comunque, devo rifare qualche conto. Boh. 5 per 8, 40, meno 10, adesso più picca ancora. Non si può campare più, non si può campare più, viene a dire aerei, incassai €1 più piccare passano aerei. Ma gli stiamo scherzando qua? Qua invece di dire avanti è un aereo, no? Non si può fare più sta vita. Bene, completamente. Caretto, me levo per 15 anni, tutti i mattini stai con... Oh, hai la testa agghiacciata, l'hai agghiacciata, mettete qua, fallo qua. Mira che queste sono cose antiche delicate, su conto, vuoi capire o non vuoi capire. Non manco aiutare quando faccio il conto. Ehi, arrede qua, arrede. Qua, mettele qua. Parecchio sta. Dico, ma come mai stai un'ata ti lamenti, Perché vi rica ieri, ti lamentasti pure, e passano ieri pure. Veddo, tu sai il proverbio che dici, no? Vuoi stare buono? Lamentiti. Intanto, da detto che quando faccio i conti, un tanto mettere, chi è contabilità, vuoi capire che è contabilità, quindi non dammi scarico. Quindi fai che ti stavi facendo, non dammi scarico tu, le conti non dammi scarico, vuoi capire o non vuoi capire. Perché fino a prova contraria avere che mangiare tutti i giorni, torugno io, capisci che torugno io? Sì, ho capito. Sì, ma sai che sei proprio bello? Ma perché secondo te io niente faccio? E allora tu è che tutti i voti che ti piega? Io. E i spazzoli con di pulizia, Sempre io. E i pilari in terra con i cuochi, Sempre io, è giusto? E tu spatti hai il coraggio di parlare, oh. Madonna, che bello! Sì, a mangiare i moroni tu, sì! Ma perché in sta vita che c'è solo a mangiare? Ma poi mai che si facessi qualche cosa di diverso? Mai a dire a Monilli Mughieri che stasera ti porta a mangiare fuori, ti porta a mangiare una bella pizza! Ah, perché i ristoranti ancora esistono? Bocca risali, io magari stai spinnando! A ringraziare il Signore che mi ha detto ste mani loro, capisci? Perché grazie a questo, a te e a tuo figlio, non ti ha fatto mancare niente.
E di sti tempi, questa crisi che c'è, è una gran fortuna, lo capite? Tarello, un parlare di mia figlia, perché qualora tu scudassi è pure tua figlia. E ti dica chi dava, ti sta in capo e spazio. Perché tutta stati, sta passa a travagliare, non ristorante, di tuo bello, di tuo cucino, i pari sull'università, non ti scordare. Oh, tu casti un tasto dolente, non mi parlare all'università, se no mi cuocio. Mi raga tua figlia, che ha 27 anni, e 10 anni è fuori corso, capiste? E ancora aspetta sa dare se materie. Oh, a st'ora se io mi ci avesse messo, ma avesse lavorato prima rete. Ma come tu? Sì. Ma mo, mi fare ridere, va, che ignoranti come sì, se non avessi fatto parrucchiere, a stura fossimo mezza sciata. Ah, ignorante io. Dago. Ho capito. Allora sai che ti dico? Siccome la luce aumenta e a bolletta pago io, tua figlia resta sera in poi a 9 anni riesce a studiare tutte le cose. E se vuole continuare a studiare, sa tu ma cannelo, capiste? Se l'avessimo caputo, Paperone, rispetto a mio marito era un benefattore. Tu sei un pezzo di fango, si la testa fino ai piedi, sì un pirucchiuso e ti ne ricessi una carrettata a Bettamaci, ma veramente va. Pirica in sta vita, siamo ripassaggio. Tu sei di passaggio, mi regali a campare almeno 120 anni. Quanto? Quanto ci avessi a combattere con te a 120 anni, oh! Ma tu sei pazzo, sì. Sì, tu ci avessi 120 anni tu campa. a campare e magari che lo sai se tu campi. Bravo! Disonesto! Un ingiusto lasciarmi con l'otto mattinata! Dopo che ti hai aiutato tutto di mia! Ma ti fa sbroccasti? Non finisci qua! Te lo prometto! Te lo prometto! Arriere ti lasciasti, Fefo! Quando dici tu la finisci, quando dici tu! Tu capisci, Fefo? Io capivo che non mi legami con nudo! E fosse però l'ora però che capisci chi? Ma vedete che pezzo di cognato che hai, oh? Un po' finire di quant'è, oh! Ah, ma che bel boscia! Riguaggi lui! Ma io rico! A come pensavano da si ritira quando faciste vacchisto, Ma risale da vivilissi! Perché hai usato la mia crema per levare i peli? Come faccio ora io? Ma che sei pazza! L'altro giorno i trucchi, ora la crema, tutti i miei cosmetici che finiscono senza che io li usi. Ma tu sai la magica io uso sti cosi? E chi è stato allora? No, mi ricavi con mi tincio gli occhi! Di quando ti facesti la prima comunione tu! E poi un parramo di pila, casugno tutta una foresta, la testa fine piena! Si può... Allora chi è stato? Ora tu me li compri, lo sai, vero? Non mi parlare così, se no ti faccio pavare con i capelli che ti faccio tutti i mattini, capisci? Mi raga tu, sei troppo arrogante. Anzi, sai che ti dico? Tu sei più arrogante di Tommaso, capisci? Non capisci niente tu! Sti zangata e senza cuore, oh! Manco se chi non fossi tua figlia! Sì, mia figlia, come dici tu, comprami questo, accattami quell'altro, oh! Ma che sbatti sono cervelli tutte noi? Mi regai piccioli, sussurrati, sono sacrificate! E specialmente per ora, con questa crisi che c'è. Ma tu che pensi? Che io guardo roba per boate noi? Va bene, però gancio la sanitaria ogni tanto! Vabbè, oh giù, se fosse che ci avesse detto Parreno che mi tenevano bene o male, l'avesse lasciato. Sono un picciotto onesto, un ma sento un ma sento, se non l'avessi tradotto. Comunque, Fefo, Chi è? me ne sa parlare di queste cose che ci mancano a mia figlia? Io sapevo io che tu occupava a mia! Sì, che può dire con questo? Oh! Se io fui, allora chi fa ne posso usare? Fefo, t'ha detto 100 volte, chi sono cose per femmine, non la toccare, tu capisci? Ora sei contento, mi faceste sciarrare pure con mio figlio, capisci? Iachino, l'ha vista provare pure tu, sta crema per levare pila, è fenomenale, è fenomenale. Sì, provare, ma manca che la crema e fosse completo, Oh, capisci? Fosse Iachino, completo. mi stavo facendo la doccia
Allora vedi sta cosa, crema per levare i pila, c'era scritto. Allora che feci? Mi misi innanzi che non pilo, Iachino, e mi cariò. Allora provai nell'autopilo, e mi cariò pure. Oh, ma mi si da tutto corpo, su non ci crederai, un filo rincontro poi vecchio manca a cercarlo da lei, Iachino, da lei. Ma cercare fine, ma quando canci l'antica, quando ti metto voi a questo posto, per favore. Che canci, oh, chi sta sogno? Come si può fare sta qui, cancio? Comunque, piuttosto sentivo suonare, guarda, suonare. E parapo che sentivo tu subito, sì. Aspetta che ci vai, tanto mi sistemo un poco. Tirizzi, guarda, per favore. Che camurria! Guarda. Avanti! Buongiorno. Andrea, è la parruccheria Iachino? Ecco, Sì, per servirla. è la prima volta che vengo da voi e vorrei provare un taglio particolare, se possibile. Ma certo, ci faccio io, particolarissimo ci faccio. Senti, lascia stare, Pippo. Ci penso io per il Signore, ci penso io. Ma chi? Ma chi fa papà? Ma come scherzo da te, ci penso io. Oh, Marico, sai quanto c'è a fare pavare per io? Cichetto cosaccio. Va, ci pensi. Prego, signore, cosa fa? Di qua, si accomodi di qua, prego, dopo di lei. Mia, che gentile. Prego, ancora non ho visto niente. Siamo a posto. Vado all'università, non so quando torno. E quando mai? Se dovessi venire prima ti chiamo, va bene mamma? Va bene, però, se è possibile, vieni a mangiare, perché mi fa piacere quando mangi con Va noi. bene, vado. Ok, ciao ma, ciao pa. Ciao pa, ma che siamo targhi di macchina, siamo a diventare? Hai sempre la battuta pronta. Ah, ma Amico, c'è stato tu. Sì, a chi da tua che è più metta, più bella. La facci tua, chi da mia. Sti Ma cose. che, già fe ne ero chiesto. Non sono stato trattato così bene. Prego. Sono contento che soddisfatto. A presto. Bagno, prego. Grazie. Prego, di qua. Iachino. Ma di mia, che soddisfazione, ma non facevo un taglio così, oh. Ma che soddisfazione. Sì, però quando ci fai ste pagare? Iachino, ma non è che ci fece un taglio, ci fece un'opera d'arte, Iachino. Sì, però quando ci fai ste pagare? Iachino, ma che bella, è un'opera d'arte, un castello. Che fa? Quando ci fai ste pagare, Teresa? Niente. Come niente? Anzi, poi non ti arrabbiare, Iachino. No! Ci metti 50 euro e fallo tornare un'altra vuota. Dico, ma che sei cretino? E chi si fa la croce che ne facciamo a capo di mattina, me a dire? Ehi, da nostra croce, altro chi? Oh, i clienti buoni sanno accettare tu muzignasti. Sì, io ti insegnai, ma non che ci regali pure i piccoli, oh! C'è impazzire, carino! Tra te e mia moglie stai riuscendo un fuso, carino! Comunque, prendiamo un quaderno e segniamo. La mattinata buona non comincio, ma buona! È davvero! E non ti lamentare. Sì, fossero tutti sti clienti buoni, forse. Segniamo. Ci volete fare? Da questi 15 anni avevi fatto sta vita, vai, 15 anni. Ai, e siamo almeno 50. Ma che freddo che c'è, andiamo. Che dici? A meno 50 c'è freddo, no? Guarda che battute fai! Non segnasti tu. Diventaste spiritosa, diventaste, oh! I buoi. Praticano con zoppo, questo c'è. Tanto guardavo, Oh, prego, signora. Oh, buongiorno signora Stella! Scusassi signora, ma non c'è più nudo in sta stanza, Vabbè che io sogno sicca, ma mica trasparente. Oh, mi scusi proprio, signora Fina. Non avevo fatto proprio caso a lei. Stava. La solita...
Aggiustatina ai capelli, signora Stella. Oh sì, Iachino, guarda, ne ho proprio bisogno. Stamattina mi sono guardata allo specchio e mi sono vista orrenda, Iachino. Quando mai? Iachino. Quando mai? Lei è sempre una donna bellissima. Grazie, Iachino, dottore. Andiamo di là, signora. Sì. Andiamo di là. Anzi, aspetti. Sì. Che le metto la mantellina, le metto. Ora ci metti chi da verde pisello. Ma te a tagliare che smorfioso! Che smorfioso con l'auge femmino signorino! Ma dico io, ma come portò a mezzi pierecchista? A cui sta signora stocchi minci? Ma dico io! Bello che io tutto Iachino! Sbarchista, se non avessi stato più rimbambito generale che sapigliò! Astura! Minnista ancora broccolo mercato, signora! E ora fa un pirocchiare rinesciuto! Senti, mi dica io e mi esci di cacciaghiri a tagliare capito il ragioniere che sera mi chiamò, ma? Va, dimmi pure tu. Quindi vai. Dimmi una cosa, Chi è? chi babbucci Ciaghiri? Maggi che sogno sbadato, aspetta che mi cancio, ha ragione. La canci di mare, per favore, pure tu. Avanti. Niente, stessi siete, inutile. Ti vediamo dopo, va? Sì, vai. Quando vai da ragioniere. Sai quanto c'ha a fare la racchetta, Sì, giusto? come- Fai come facci stantura, Ma sai? chi è quel ragioniere che all'aria e che non doppio ci faccio pavare? Poi non peloso. Ah, così posso tirare. Va bene. Quanto ha dato? Chi è? Buongiorno. E succede? Io ho premura. È possibile avere subito fatto una piega perché ho premura, devo andare ad aprire il negozio. Signora, purtroppo mio marito aveva nausea assurda. Come finisce quasi lei? Signora, per favore! Lui riconcicia e un bocciate. Allora, chi vuole? No, una sutta. Ma io ho premura, devo andare ad aprire il negozio, signora mia. E io che ci posso fare? Senta, se li faccio subito va bene, se no me ne vado. Signora, mi sta facendo venire il riposo. Se vuoi, aspetta, se no se ne va. Me ne vado. Casinessi. Anzi no, aspetto. Sa che ci dico? Mi siedo. S'aspettassi, si sta gritta, so che vuole fare fa. Allora, caccia i giornali, tenisti, sallicciassi, basta, cambiamela in pace, Perché oggi proprio non è giornata. Bello l'anello, signora, bello l'anello. Ma con mia sta parlando. Certo, signora, qua non c'è nessuno. E quale aneddo? Ah, signora Fina, perciò mi domanda con l'anello. Quello che suo marito ha comprato nella mia gioielleria, per lei presumo. Mio marito Sì, viene nella sua gioielleria sì, e accattò un aneddo. sì, Di mia. certo. E quando? Una settimana fa, signora. Cose, signora mia, cose di lusso. Beati quei mariti, quelle mogli che hanno i mariti così generosi. Se fossero tutti come suo marito, noi la crisi neanche la sentiremmo, mi creda. Ah, capito. Io sogno all'occuto. Mio marito. Mi sta tremando la varotto. Gli occhi mi si stanno cucendo. Signora, Che c'è? io ce la faccio. Perché si sente male? Chiamo suo marito, aspetta. No, il marito no. Perché, signora? Se si sente male, io che posso fare? No. Mi Mi dici se no posso? cosa? Sì. Mio marito. Quanto avessi spinnuto pistaniere? Signora, ma io sono una commerciante seria. Le ho detto il peccato, ma non lo posso dire il peccatore, che poi può dire suo marito. Che c'entra, Gianni Nuogi, queste cose si possono Ma è dire? giusto! Signora, lei mi va a aiutare, ma va a dire quanto spignò mio marito. Circa, meno quasi. Ah, vabbè. Più o meno, Sì. intorno. Sì,
Quasi 3.000 euro. Quanto? Gesù, 3.000 euro! vedi che marito che ha, signora, vedi che marito che ha. Male mi sento. Marino. 3.000 euro l'ha detto. Iadino, dopo non si sente 3.000 male. euro, Cristo. Disgraziato. Disgraziato. Che? Maledetto. Soddisfatta in pieno. Ma ci mancherebbe, signora! Ma che fa scherzi? Mi raccomando. Meglio di così non si può. Non si può. E mi raccomando, domani vieni a Sanrere, perché mi pare che lei troppo spesso si viene a fare sti capiti. Cara signora Fina, di nome, ma non di fatto, lei deve capire che le persone di un certo livello sociale come il mio devono sempre avere un look appropriato. Lei forse non pensa? No, io non penso, perché se io pensassi, va giova quali pensieri mi passassero cucini via mia, va giova! Comunque, io devo andare. Ho tantissime cose da fare oggi che non posso certo perdere il mio tempo prezioso a interloquire con certa gente. Iachino, Sì, vada, signora. Iachino. Noi siamo sempre a sua completa disposizione, signora. Vada. L'accompagno, signora. Comunque, signora, Sì? arrivedergliela. Arrivederci. Iadino, devi venire che fare? Mi voglio arrancare i capelli. O vado via. Ma quando mai, signora, questa parola è il mio coiffeur, non si deve nemmeno usare. Prego. Chissà, ciò che Si tu che accomodi, fare di altro, permesso. Andiamo di là. Disgraziato maledetto. Oh, Ditto disgraziato. tia, facciamo i conti dopo, capisci? Tu hai la lingua lunga, parla assai, chi su clienti buoni, vengono questa settimana a portare i piccioli, capisci? E hai la lingua lunga, comunque poi ne parla, non ti scandalo. Non ti preoccupare che tanto viene a fare conti talmente lunghi che si sta a buttare che con la chi ci sta a buttare il brutto stisangato che ci tiro disonesto non si auto. 10.000 euro era niente, 10.000 euro era niente. Ma cucina a tosto disonorato, sti 10.000 euro era niente. Voglio che poi piglia a capo, sassietta. Io caprisi chi c'è, i piccioli me la sabbari. Signa, ma che c'è signi? Ti faccio sabbari io, buoni per buoni, non ti preoccupare. Sti sangato maledetto. Vediamo come ora. Avanti. Buongiorno signora Fina. Come va? Ma insomma, è lei. E come va a dire? Non ne sapete che mi succede? Purtroppo, signora, che vuole fare? Anzi, ci faccia condoglianze per un meschinetto di suo marito. Sta disgrazia non se l'aspettava nudo. Sulla mia quando succedono certe disgrazie. Perdere i mariti noi, non ce ne ciccati. Ma che fugio? Io che sto a fare? Io con l'uomini sono sempre sfortunata. Chi c'entra lei, signora? Chi c'entra? Non facesse così, avanti. Io arrestai sola, signora Fina. Arrestai sola. Sì. Una figlia e una salumeria ritirare avanti. E questa crisi che c'è? Questa crisi che c'è? Non si può campare. Ma parlare, signora Fina? Parlare è facile, ma vivilla è un'altra cosa. Ma poi... No. Quando ero Paolo, come primo marito, come non correndo le scale. Ah, meschino. Natalia, aspetta che me la petto, Ah, Vincenzino no, poteva morire così. Che fu sfortunato sto marituzzo mio. Ciao,
faccio? Ho diritto, bello, tranquillo. La sua macchina che camminava per fatti 106. Sa, Mi scazzare io a tenere. Si va a pigliare un palo di pietra. Un cristiano che si fitti tutta scena. Chiama l'autoambulanza. certo. Perché vicinzino se ne è romputo una gamba. Ah, L'autoambulanza mentre stava buttando di questo ospedale. Sì. Io a sbattere contro un'altra macchina. Sportente dell'autoambulanza si era più. E un littino, un nero curcato Vincenzino. Scendi qua fuori, passa un cavo. basta, mi favore, capiamo, non c'è bisogno che lo spiega, va, lo capiamo. A Cuntalla, signora Fina. A Cuntalla pare una barzelletta. Ma quando mai, signora? Sti cosi succedono all'ordine del giorno, va, a tutti, non è che... Ma sempre a mia però, signora Fina, sempre a mia. Ma poi niente ci succede, niente. Oh, ma che c'entriamo oggi con lei? Non ho capito. Oh, Io ne persi lui mariti. Usiamo i miei, viene ancora vivo. sage e magi e bocchiorili! Ma ci sta chittando gli assieme a mio marito? Oh, per carità. Morte e vita sta ne mano, signori. Sì. Dico solo che mio marito, c'avvagliaturi, è onesto. Fici sta fini. Usiamo, invece no. Ma che cosa volessi dire che mio marito non è travagliatori? No, per carità, c'avvagliatori sì, ma onesto no. E io ne saccio qualche cosa. Ma che sapi lei? Chi sa per i fatti nostri, mu? Niente saccio. Dico solo che con antica di salumeria pagavamo profumatamente tassi e siamo in regola con tutti i cosi. Guardi, invece no. Signora, ma non ne vuole arrivare, Oh. Ma che perché si ammischiano i fatti nostri? Io ho chiesto volessi capire. Si sono la mia stamattina, chi è? Ma signora Fina, ma che pensa che sti discorsi faccio solo io? C'è un quartiere chino, tutto sanno. E a Gionne Scura? Ah, Gionne Scura, che cariccia, succede la tragedia. Ma signora La Spisa, lei non avevi che fare allora stamattina? Perché io si va a grattare un poco di cacio, E mi dicessi un'altra cosa, la prossima volta che lei va bene del cama va a avvisare, perché a così non mi faccio trovare, Rincia. Diremo guarda Senti, e chi è un porto di mare? Chi sta? Gente che c'ha, gente che ne esce, ci frutta sta parruccheria, mi! Cuè. Ma che sogno stanca, oh! Giusto, ragioniere aveva l'ascensore spasciato, ma fa fare 7 piani a piedi, madre! Oh, tagliatico c'è! Un mascolazzo da casa c'è! La faccia sua! A chi mia? A tua? La sua! Anzi, a Checca, ci dico una cosa. Che aveva chiamato il mio canno a lo stomaco, un bello pezzo. A Checca ci arrivo. Mi dissi che andava che moriva a buona puzzare di suo marito. Mi sarà mica bene. Non so più come dire una volta. Che non c'era buona puzzare di suo marito, erano due e ti si disse, capita chiaro e ci voleva, si ragola. Guarda, cantava un cerchio. Sono tutti musci e ripotuti, ma che fa mania? Spisso lei? Avanti! Tieni la cosa, sta un capitando! E che non è chiusa, che i pissarini sparassai! Comunque, io mi innivaio, però state certi che io ho un pensiero. Lei a buaci, carincia sta casa! Mi innivaio, arrivederci! Arrivederci! No, che cazzo di malaugurio, chi sa un bere nella nostra casa non ce la va a mettere più. Giusto dici, Azzo sai ora che facciamo? Come veniamo a spuntare di lontano? Non viene rotto, non ci mettiamo antica sapone modo, a così scidica. No, basta stare, che già scidica io e ci abbastò. Già, vero, e che buoni tanto Non muscuotto. può scordare. Comunque, io ne esco, ma faccio un poco di spesa perché ieri non avevamo niente e oggi abbiamo ospiti. Mi viene che ho Ciao. Comunque, arrivederci signora, mi saluti suo marito, ne? Non mancherò. Ciao Fifo, buongiorno. Buongiorno, arrivederla signora, arrivederla, prego. Comunque, Fifo, come finivo? Non ragioniere come finivo? Come finivo? Ti stavo da io.
Se chi studiamo ancora l'ascensore spasciata, prossima volta ci puoi dire tu, sai? Ma fare se ti piace bene. Altra volta pure a me mi capita la stessa discussione, che mi pare che lo fa apposta, appena si spascia l'ascensore chiama noi. Comunque ti dico una cosa, passiamo a fatti concreti, picciola non ne so, e poi. Ecco te, Achino, 100 euro vi rica, eh? Vi rica c'ha a fare un servizio completo, pure messaggi in terreno c'ha a fare, e che l'hanno chiuso, oh. Vabbè, bravo, Fefo, così mi piace, bravo Fefo. Comunque, Sonaro, va a vedere pure, qui dai. ora. Va a vedere pure. Avanti, oh, buongiorno, avvocato! Carissimi, come state? Sapete che mi siete mancati tantissimo. Anche lei, avvocato! Ma dimmi una cosa, quando ti magrisci tu mai? Avvocato, lei mi pare un reale, perché arrepiglia sulle piccate reali. Mi disse che lei a panza, manco babè, avvocato, capivo? Tu invece di fare il parrucchiere avresti dovuto fare il comico, hai sempre la battuta pronta. Avvocato, ma poi questa crisi che c'è, dico, su mangiamo, che cosa ne resta di sta vita, avvocato? Gioco hai veramente ragione. Avvocato, ma sai non si fa bene, ma che feci cancio va bene? Cambiare io, Fifo, nemmeno per scherzo lo devi dire. Mi sono troppo affezionato per potervi tradire. E allora come mai non te E che come diceva poc'anzi Achino, questa maledetta crisi ha investito anche il mio studio legale. Fatemi, avvocato! E quanto morto ci fu? Morte, ma di che parli? Dice un mistero sto! Ma che c'è? C'era solo una metafora. Ah, quindi qualcuno restò fuori e qualcuno rientra? Finiamola per favore. Volevo solo dire che per adesso qui in città c'è poco lavoro, per cui sono stato costretto ad andare a Bologna nello studio del mio cugino a lavorare. Avvocato, resti tempo, non si fa francanuto questa crisi. Dovete sapere che di me ha bisogno solo chi nei guai, e a quanto pare guai qua in città ce ne sono pochi e niente proprio. Ma meglio era così, avvocato, meglio che ci ne picca delinquente per i piedi. Purtroppo lei travaglia più picca, pazienza, avvocato. Da lei, Achino, faccio un servizio all'avvocato che è meglio, eh? Sì, Fifo, ragione hai, su che mi voglio rilassare un po'. Prego, lo rilasso a lei pure. Prego. Prego, setto niente ci penso, prego. Madre. Tanto mi sistema stasera, aspetto che fa chiangere, ho sempre cose a mezzi pere la sta mia frate. Anima mia, aspetterò da schiodare queste mura. Anima mia, una cosa nuova. Baciamo le mani! Mi fai scancare, oh! Aspettassi che me lo che vai guardi. Ma quando mai? È un modo di dire così. Ah, ma lei chi ha l'appuntamento come frati? Io non hai appuntamento con noi. E allora chi vuole mia? Forse fosse meglio che io mi presentassi. Si presentasse. Io Sì. sono Tato Sansone e abito da poco in questo quartiere. Ah, ho capito. Lei è Tato Sansone. Sì. Capito. Certo che però va, un giorno lei di Sansone ne cagava tante cose, va. Prego, si accomodasse, in cosa posso servirlo? Ma è vero che in questa casa svolgete l'attività? Sì, abbiamo una parrucchieria. Bravo! E io non so niente! Uviri, ci dico sempre a me frate di fare tanti chiare pubblicità. Ma tu sai com'è? Io mi manoscitti, vuole sparagnare sempre. Nel sto quartiere, da oggi in poi, non si muove più una busca se non lo sa Tato Sansone. Ah, perché sono generale stato? Che cosa? Scusi. Quando parlo con me non sto bene, a parlare serio per me. Oh, Capisci? ma ancora non ha capito che vuole mia. Picciolo in cambio di protezione, hai visto? E poteva parlare prima. Non poteva dire prima, avanti. In questo caso, il mio polifemo. Io sono Sansone, ho capito? Oh, Non mi ma voglio è suscettibile, mi caso sbagliare a chiamarlo. Oh, c'è bisogno di fare così. Oh, Una cosa, quello che gestisce la casa caiendo. due frati. E voglio subito attrappare il cavagliano. E non lo posso chiamare perché sta travagliando, non può lasciare. Ti resta che ho fatto subito il cavolo. Ma che sta la caviglia attrappare il cavolo? Anzi, ma chiamasi che foto.
capi, però mi raccomando, capisci? No? Silenzio! Busca, gli dico che ci sono. Silenzio! Guarda. Avanti! Fammi tutti, ma in alto! Generale, ma chi siete fuori te? Eccolo, là ce n'è uno, tu sei un turco, vero? Ma quale torchetto? Io sono un palermitano top. Senti che ti dico, ne vediamo e salutiamo a tua frate, lo capisci? No? Va bene. Vieni qua che tu ci duca un poppetta, vieni! Vieni qua, generale, che non gli riesce a fare i muschi, vieni qua. Uscite mia moglie, presto! Oh, sua moglie non c'è qua, come c'è a dire in turco? Vista che la pure lui! Dove sono i turchi? Dove sono? Signore, buona giornata. Generale, quale piacere vederlo qui! Proprio lei c'è qua! Mi ridia la moglie, dove l'avete nascosta? Generale, non se la fai, era a casa, dici capite? Ma presumo che se ne appaghiera a casa ora, no? La mia stella non la deve toccare nessuno, se no faccio la strage! Generale, si calmi un po', per favore, si calmi un po'. Ma lei forse è amico di questo malfattore? Generale, ma lei per caso i pinnoli si pigliò stamattina? Perché mi pare un pochettino accelerato, generale. Non può bene di Siviglia, ma lei come fa a sapere che io prendo le pillole? Forse glielo avrà detto mia moglie? Ma quando mai, generale, quando mai? Siccome un virus era così anziano, presumo che si piglia i pinnole, va? Io anziano non la schiaffeggio perché mi sporcherei le mani! Ed è bene che lei lo sappia, ma io sono ancora un fringuello! E sto pensando questo! Comunque, una mosca nel naso non me la faccio passare! Chi è andato ai muschi? Chi sta ancora venendo? Comunque, proibirò assolutamente a mia moglie di mettere piede qua dentro! Non ci meritate! Perché se è vero che 2 più 2 fa 4 e 4 più 4 fa 8... 8 fa 16. Bravo, bravo! Questa è la teoria dell'addizione! Generale, se vuole venire con me facciamo solo insieme. Dai che l'accompagno. Allora lei non è un turco. Ma quale turco, su andiamo. Vado! Non si dimentichi, sarò la sola! Va bene, generale, va bene. Oh, Iachino, certo che sei andato a c'è rimpazzire, carino, no? Che te la pinnola pure tu sei la roba di testa con chi sopra, ecco qua. Sì, va via. Io ho posto tu, sta sicuro a fare un cimone di cocchita. Perché qualcuno nei quartieri a pa mettere sta voce in giro. E o generale, fuori per come sa fine a fare qualche pizzeria. Stai tranquillo, è tutto sotto controllo, Focò. Non ti preoccupare. Piuttosto sai che ti dico. Vai da Renza e la polizia spazzolo che pettano, perché stai rompendo in mezzo con le lave, vai. E non fare solo, Va da Renza, Fiffo, Oh, mi dica 150 euro a settimana, Melone, ma ancora segni familiari perché figlio un anno. Ma vate, 250 euro a settimana, vate a dire da Renza, ma cercare di camminare, vate, la polizia, Si onesto! va a cantare, va. Ma te ne dà 150 euro a settimana, ma perché un cancia me stesso. Pronto? Ste, devi andare a cercare tuo marito, ma non è casa. Ah, sei caioso. Allora la chiama presto. La moglie non c'è, no, è nessuno. No, non ti preoccupare, solo sempre. Non ti preoccupare che tu, mio fratello, è come se non ci fosse. La chiama, non ti preoccupare. La chiama. Ma la cacciacchista che mi fa sparare una tecca cerebrale. Amore, finalmente soli! Oh, Iachino! Iachino! Stella, ti dico una cosa, per da noi nel sto quartiere, andiamo a battere di tutto, sanno me. Iachino, che so capivo pure io. Lo sai che cosa mi succede? Che mentre cammino, tutti, dico tutti,
Mitalio non Ci mandasse, strana. e poi volessi vedere quanto italiano. Poi Achino, poi c'è da salumiera che mi dice sempre, non è sempre che arrivi a moglieri do generali. Achino, ma che cosa vuole dire questa? Stella, tu richiesta, specialmente la salumiera, c'è stare più lontano possibile, capisci, Stella? Sì, sangue mio. Comunque, Stella, la persona. Stella, facciamo risposta che è meglio. Stella, spero che ti piace. Questo è per te, sangue mio. Iachino, mi tremano le gambe. Iachino! Oh, Iachino! È spettacolare! Mamma mia! Iachino, queste sono le cose che mi piacciono di te. Però, ancora tuo marito mi disse una cosa che a me però non mi piaceva, Stella. E che cosa ti disse? Che mi disse? Che io devo ancora un trinquello, Stella. Ma quinto, manco un corvo euro. Iachino, mi sta facendo nascere pazza. Sempre che parla di turchi, poi parla di fucili, poi parla di pistoli. Iachino, io non ne posso più. Guarda perché non lassi, sangue mio. Non lo lascio. Perché non lassi. Si mai a dire, perché muori. E perché non muore questo? Se fossi per mia, Iachino, pure stasera. Così, Iachino, io sarei la donna più felice e più ricca di questo mondo. E non solo, Iachino, io potrei coronare il mio sogno d'amore. Ma con cui? Con me? Ma certo, sciocchino, con chi? Che si è parlare sangue Iachino. Stella, sangue mio, non ci faccio che. La persona ma che no. Sai che ti dico? A monenne da riccia che stasera Stella mia. Sì. Ti faccio sapere la costellazione dell'Orione, ti faccio sapere. Iachino! No, calmati! Che è? Piuttosto, di tua moglie, che cosa ne facciamo? Ma prima facciamo morire a tuo marito, che poi per mia moglie ci pensiamo, Stella. Iachino, andiamo a muore. Ma non ci faccio più sangue. Iachino! Generale! Lei è proprio fissato! Minchia, mia moglie! Mio marito! E come vai? Dove vai? Iachino, ammuccimi! Ammucci, vedi qua! Niente della finestra, fai così! Non nascondimi! Ammucci, che consumate siamo! No, casini! Dove? Consumate! Mettiti qua! Qua no! Oggi! Iachino! Stanno vedendo! Mettiti qua! Mettiti qua! Non parlare! Zitto! Ma udiri concenuto! Io dico che qua, me lo sento. E poi anche la salumiera non la becca. Lasciamo fare a chi da poi? Ma vivo lì, che cosa ci va a venire a fare in caso mucchieri quando la parrucchieria è chiusa? Deve stare col nemico, È questo un nemico! suo marito. Oh, generale, finiamola questa commedia, Moni! Lei, cara signora, si fa troppo infinocchiare da suo marito. Generale, una cortesia, non mi parlassi di finocchi perché me casa è china, Guardate di Finuocchi, voi non mi cerca? E che ci sei? Ciao! Una parla di finocchi tu? Come finocchi? Io non lo so. Ma che sta succedendo? Oh! Generale, la rete cae! Dove mia moglie? Oh, grande generale! È fissato, Finisca, oh! Giurissimo pure io! Ma perché io cerco sempre il cazzo, Montieri, Io
non capisco. Zitti, è malato in testa, ti capisci? Ma cercare a tutti, lei cerca solo un caso. Generale, Ah, va bene. sentisse, lei ora se ne avesse a chiedere, perché noi oggi ora avevamo a mangiare che fra l'ora aveva ripigliare il travagliare, va bene? Sennese. Ma se è vero che 2 per 1 fa 2 Va bene. e 2 per 2 fa 4. E dove ci fa 6? Bravo giovane! Questa è la teoria della moltiplicazione! Ci rivediamo! Ci rivediamo! Sì, ci rivediamo, ma Sennese per ora. Ci rivediamo! Sì. Ti ho detto che ci rivediamo! Ci rivediamo, oh, generale. Oh, a chi sono supporto che io? E io ho un suppotto che sono muglieri, perciò sta cura chi tu che fai. Oh, ma mi pare presto oggi per cominciare a preparare qualche cosa di mangiare, ca? Appunto, che tu che dicevo io, vai in cucina e prepara qualche cosa di mangiare, dai, muoviti che abbiamo a cominciare a travagliare. Muoviti però, da muovere, dai, veloce. Ai vostri ordini, signore. Ma vatta sempre smorfiosa fai, va da rincia, va. Fefo, Chi è? no, niente. Basta sistemando caga, tu con Giuseppe cose mezze bere, ci penso io, vado in. Ma a proposito, magari... Vado in. Va bene, molto qui bere. Vado in realo, Disgraziato, spesone! Zitti, non lo mettere ne vai, non lo mettere! Zitti, vado in. Cavolo. Stella, vado in, zitti! Disonesto! Amore? Vado in! Ciao, vado in! Zitti, tu mi mettere ne vai, mio amore! Già ci sei avanti, disonesto! Tu a me mi fa vedere qualche infatto a me! Lo capisci? Tutti! Ma con cui ce l'hai tu? Sono un deficiente! Mentre salivo le scale mi è venuto a sbattere di sopra! Dico, ma c'è bisogno che tu affenni cristiane che manco conosci, manco sai cos'è e affenni. Veramente mi è sembrata di conoscerla! Tranne che aveva un foulard in testa, come per non farsi conoscere! Sì, vabbè, canciamo il discorso che è me. Mangiare pronto è? Ancora no, aspettiamo ospiti. Ospite, eccomi. Guarda, scusa, mi sono dimenticato di avvisarti. Ho avvisato la mamma soltanto. Ho invitato il mio nuovo fidanzato a cenare a pranzare qua con noi. Oh, il tuo nuovo fidanzato? Com'è bello? Zitti, il tuo nuovo fidanzato. Vieni a dire a me casa, sta diventando un trasennesce di tozzite. Vieni a dire un mese, ne ha canciato 3 per ora. Sapete di comigliò? Sentite qua, invece di parlare a Matura, aiutatemi a punzare la tavola, Moni. E dopo c'è tua figlia. Mia figlia è stanca, io sta riposare. io sono più stanca di tua figlia, dai. Fifo, allora aiutaci tu. Lo sapevo io che andava a finire così. Aiutaci tu. Ma scusami, dimmi una cosa. Ma chi so zitto è come all'ultimo eroe per caso? In che senso? Ma è una collega di università. No, intendevo dire che sul difetto nave, perché a sapere, a mia figlia, zitto senza difetto non ci piace. Il primo è gli era solo, il secondo è gli era zoppo e il terzo. E Checco. Ah, chi è? E che mi diceva? Niente, chi è quello? Ma questo è diverso. Vero? E chi è come a me allora? No, non è come te. È mezzo francese e mezzo italiano. Suo padre è italiano, precisamente di La Spezia, però è di origini siciliane. Mentre sua madre era francese. Di Marsiglia. Era. Ma perché era? Che fece morì? Sì, mamma, sono morti tutti. Sei morta in un incidente aereo. Si sono morti tutti tranne che lei. Miro culo! Data che ero un ordo, che ci fa? Lavora qua, è militare. Poi
siciliane. Ah, ho capito. Ma dimmi una cosa, a che ora ci dicesti di venire? Lo sai che noi ci mangiamo presto? Mi ha detto che andava, il tempo che si andava a lavare sarebbe tornato. Ah, va bene, noi ti aspetterà. Vabbè, un minuto. Sì, ma noi ti stiamo aspettando io. Vabbè. A proposito, le comprate le cose che ti avevo detto? Perciò. Ah, perché avevi pure cose particolari, me ne dire. Me ne dire che noi oggi mangiamo sempre pasta con brodo e ci accattiamo le cose particolari. Manco al ristorante, manco al ristorante, questa chissà che c'è, noi oggi compriamo. Papà è a dieta e mangia solo determinate cose. Anche non può essere fino. Senti tu, ti fai conoscere a modo tuo, sai? Perché io come sogno? Avanti, va, sistema. Dice che dovete qua. Vai. È arrivato, sistema, tutti. François! Questo è papà. François? Prosciutto, Ma papà! perché la medaglia, spara diretta! Questa è la mia mamma. Prosciutto, mamma! Almeno la tua è viva. Ma come scemo chi? Piacere, io sono Lucie. Come senti, io sono l'unico che parla il francese, si sente? Me ne sono accorto. Per piacere. Complimenti. Va bene, che facciamo un assittano? Sì, aspettiamo, perlomeno mangiamo qualche cosina, mangiamo. Prego. Un bagnino ci ha messo. Ma chi ha mai te l'ha messo, Iachino? Ah, davvero? Picciotto si chiappa. Vostra figlia mi ha detto che voi siete imprenditori. Sì, noi siamo imprenditori di Peruocchio. Sì, noi lavoriamo il capello in tutte le salse. Perciò, a ieri, non facciamo chi vomboli. E dove si trova la vostra peluteria? Qui, alla nostra Maison. Casa in francese si dice Maison? Sì. Sì. Sì, a La nostra Maison. Sì. Maison. Yeah. Mangia. Ok. Quindi siete abusivi. Sì, non si fa così, restiamo le ore qui. Comunque, ho capito benissimo che non si campa. Sì. Ti piace come cucina mia madre? Ma qui, veramente brava. Guarda te che te l'hai ancora viva. Dammi mangiare. Ma voi che dite, Achino? Non ne voglio parlare, eh? Voglio mangiare. Mangia. Scusami, non mi dici sta cagliera a dieta? Tesoro, ti sei ricordato. Però hai dimenticato che sono a dieta solo la sera. Allora, la prossima volta lo invitiamo solamente a cena, vero François? Va. Ora noi dovremmo andare a pigliare.
Solo che... Io dopo domani ho l'esame di francese. Non mi ricordo. Solo che aspettavo il caffè. Pure un caffè, oh, a posto siamo che po'. Va bene, un caffè pure vi porto io alla stanza. Però mi raccomando tutti voi, studiati! Sì. Studiano, sì. Avevano una faccia a tutte lui, sì. Guarda, studiano. Studiati, assai, studiati. Studiati. E noi ci mangiamo, ci mangiamo. Non vogliamo essere disturbati per nessun motivo. No, non mi guidavo proprio. Che c'entra? Veramente grazie. Quando mangiamo non disturbiamo nessuno. Lo so che mi ricorda tantissimo mia madre, E ci batta a coppi che sto Tutti quasi si stava fruttando. Stavano attenti voi, chi? Davvero. mangi di puro chi? Devo studiare. No, ma su che dieta pure io ora. Raccello pure qui. No, raccello. Amaro, perché sono a dieta, Oh, cuore ne vende con questo. Ma che davvero? Oh, cane. Di una a botte di fame, oh. Tifo, cerca di sparecchiare, che io a parlare qua giochi con tuo fratello. E chi c'ha sparecchiare che chi non si può più ripetere un tavolino? A questi quattro qua, siamo lì. Senti una cosa, vedi che se questo continua con tua figlia, vedi che questo non mi pare solamente una volta ogni 2 anni, perché pure il uovo si mangia. Comunque, andiamo al tuo discorso, vediamo che c'è le novità, che carina, sempre novità ci sono in questa casa. Parla. Senti qua, stai un'ata a signora Dorotea, a gioielliera. Mi risicca tu a cattasti il nanietto di 3.000 euro. Piero Lei è chi Guardi. vive? Allora stai unnata a signora Dorotea, mi risicca tu a cattasti il nanietto di 3.000 euro. Piero Io aneddoti 3.000, ma non l'ho visto mai 3.000 euro in contante, non l'ho visto mai 3.000 euro. Chissà sa pascare, ma giove come vi pigliò sicuramente. Sì. Io comunque, Finuzza, Non mi tocca. non mi ricordo. Ah, tu ricordi? No. Un tu ricordi? Pensici buono, Iachino. Fino, vedi, sta Allora? cristiana, è buona e cara, però io la lingua longa. Vedi collega. Mi rovinò, sorpresa mi rovinò. Sorpresa? E quale sorpresa? Come quale sorpresa? Come quale sorpresa? Un regalo per tuo compleanno, Fì! Ah, ma se io faccio frate miso compleanno! Ci stai pensando ora, perché su qua è una nicchia particolare, capisci? C'è da travagliare, ancora non è pronto, chi sono turista, vero? Schisto no. Comunque tu dico io, Fì, se tu mi prometti un parecchio di stanetto, ma se vedi, ti faccio una sorpresa, che manco tu puoi immaginare che sorpresa ti faccio, finito. Vabbè, aspettato tanto, aspetto un altro tanto. Ma se tu non fai, usai che tu che ti succede, vero Iachino? Usai che tu che ti Vabbè, usa, ma che dici, quando Sakura. Fripo, Anna Came, prepariamo a capire l'appuntamento con tu cristiani, capisci? Anna Came, va. A proposito, Chino, vedi che oggi venne uno che acchiappava i muschi, ci disse che voleva parlare con te, voleva soldi. E tu ci resti? Oh, ci retti €1, è diventato un pazzo. Frippo, t'ha detto 1000 volte, capisci? Non ci da dare a nudo senza cosa c'è, capisci? E infatti a chi succede di parlare con te? Bravo, là così si fa. La prossima volta che viene mi fa parlare con me, capisci? Ci parlo io con questo. Perché questo sicuramente vuole fare a disinfettazione in già parrucchieria, capisci? Comunque ci parlo io.
Oh, e poi assura? Figlia, manco tempo di mangiare, non faccio carino. Un'ora di riposo avevo. Non si può fare più sta vita. Avanti. Buongiorno signori, buongiorno. 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 Prego, di che cosa posso servire? Niente, ho incontrato la salumiera qua sotto e mi ha detto che siete due ottimi parrucchieri e che esercitate la vostra professione qua a casa. Oh, oggi capizzano male, Bibbia Santa Cristiana, siamo malelingue, pure i clienti che manca. Oh, Me l'aspettavo, anche se mi mandava i clienti, io che so me ma l'aspettavo. cosa? Oh, Quindi dunque a questo punto vorrei farvi qualche domanda se possibile. Ma che pazienza! Prego, anche se Prego. ti voglio rimangiare, ma comunque sia comodo. Grazie, grazie, grazie. Prego, sia comodo. Mi accomodiscio. Sia comodo, sia comodo. Prego, faccio qualche domanda. Ormai fra qualche urata l'abbiamo, capito? Ah, abbiamo il tempo. Allora, da quanto tempo esercitate qua a casa? Saranno... Un 15 anni. Anch'io sembra un sordo, se non ti ricordi mai niente, io avevo 18 anni, caro signore. Vabbè, dai! Quindi avete regolare licenza. Sono pazzo! Mi spieghiamo il I contributi! La dichiarazione del reddito! Si sieda! Si accomodi, La partita IVA! A parte la IVA, Ti ricorda che io ripartita, che non c'è solamente chi da Rupaletto, capito? E fare ripartita io. Mi ristica mio marito, sti cosi, manco sa penso cosunno. E chi mi risticano oggi, abbiamo pure i medicinali gratis, perché abbiamo li 6 a 0. Ma bravo! Complimenti! Sai che c'è? Che dato che uno rinnovaccio, mi dicesse qualche altro sufficiente che su pompava le niente, che se noi non stiamo niente, capito? Imparassi qualche che sto bravo che siamo. Si mette subito, anch'io. Sti cosi oggi, una battenuta. Scusassi, ma chi sta scrivendo? Che vi faccio scrivere? Ah, non poteva dire che era rappresentante. Mi disse che oggi ricevevo solo lunedì mattina che non siamo chiusi. No, lei è maleducato, lei si presentò, lei è il rappresentante, ma va a fare un favore, lei ne picchia in giro, si mette sta pinna a capo, non ne sa vuole mettere sa meta. No, questa la lasciamo fuori, la lasciamo fuori. La mette si Non si fa. pure a rete, se ne va a dire. Lunedì, E qua lei non va a mettere che opere, perché è il rappresentante, non accattiamo più niente. Che è? Ora rido io. Guarda di finanza, guardi! Guarda di finanza! Che pazzo, guarda di finanza! Sono il capitano Lorenzo Lorenzetti e sto relazionando un verbale nei vostri confronti. Ma per bazzecole si figuri. Evasione fiscale, mancata licenza, lavoro in nero, contributi INPS, INDAP, e più ne mettiamo, si figuri ne mettiamo, eccetera, eccetera. Ah, di Achiro. Mi stanno facendo qua basciamo i capelli, Achiro. Ah, si parli. Sì. Ma scusa, signor capitano, da domani c'è a fare per il Sì, mi dica. Ma stu verbale, a quanto ammontassi? Ma siccome oggi sono di animo buono... Bravo! Scusa, io non ci avevo! Meno male, che nessuno mi ha chiamato! Guarda, lo chiudo subito. Dai, assicurarsi pure là, perché se diventa morto proprio, sì. La somma ammonta a circa 20.000 euro. Quanto? Zitta,
anzi 20.000 euro, niente, buoni. Buoni sono? Sì, 20.000 euro l'anno. Per 18 anni, vero che lui aveva sbagliato, lui aveva sbagliato, 18 anni. Fanno 360.000 euro. Oppure penalmente parliamo di 15 anni qua vicino, a Termine Cavalluacci.